Ciao imbruttiti, oggi siamo a Venezia e vi porto a scoprire una delle attività più antiche ma anche famose nel mondo. Un artigiano davvero tradizionale quando un mestiere sfocia in arte. Siamo qui con Tramontin Roberto nel suo cantiere, che è il cantiere più antico di Venezia, in italiano si chiama Squero, e produce la cosa più conosciuta al mondo. Andiamo a vedere. Ma questa è enorme. Che misure hai ste qua? 11 metri e 10 per 1,42. 11 metri e 10. Altri? Dal 1884, mi sono quarta generazione, sono già 47 anni che sono qua. Questi due triangoli grandi e tre sgubbiai piccole, e afferma che inventano il bisogno, le fate qua. E così uno che si fa un coccoesso, fatto intagliare un tocco di barca. I cestieri di Venezia, l'Isola del Giudecca, la forma S del Canagrando e il cappello del Doge. Muran, burato, torceo. Meno che aveva una lama applicata, ma l'asta non c'era così, l'asta c'era in fondo così. E i sestrieri di Venezia cos'è che sono? Quartieri no. Ah, i quartieri. Per i 4, i sestrieri per i 6. Corso Duro, Casteo, San Marco, San Polo, Canaleggio e Santa Croce. Lì, aspetta. 700. Questi qua gli ero proprio qui. Sotto come un quarto di mesi. E da Sieman de Court. Anche se tutte cose muovono. Sto quasi noce, qua del ciliegio, qua ai fianchi del rovere, questo dell'arice, qua del tiglio. Ma e come mai tutti diversi? Il rovere è solido, l'olmo è elastico per fare le ordinate, il ciliegio che è facile da piegare col fuoco, è leggero ma solido che è. L'arice è cosa molto elastico perché deve fare un angolo molto accentuato, si fa in noce. Il tiglio perché è stabile, simmetria che è due centri, l'unione dei due ferri del centro barca, sul fondo che è un altro centro. La differenza arriva a sinistra nella massima curva di 13 cm. Quando la gondola avanza in acqua, l'acqua che tocca il fianco sinistro mi spinge a destra. Quando non li arruga, la barca va a sinistra, se contrappone la forza, la barca va a destra. Infatti tutti mi sa che si chiedeva sempre come se che altro non deve remare da una parte o dall'altra. La barca tende sempre ad andare a destra e la remando ti deve mettere in dritta. Ogni centimetro di spessore sta fuori un anno da essiccare. Tu hai 2 centimetri che vado anni, sui 40 mie. Come una macchina che si personalizza che ho cenato. Dopo ogni 50 giorni col caldo si vede l'arte vegetativa sotto. È un sandalo. Siamo un altro tipo di barca, però fa lo stesso servizio delle gondole. Le gondole che nel 433. 433 gondole a Venezia e 22 sandali. Cambia solo che a forma. Qua TV a paiol e a gondola TV di sola. A paiol vuol dire TV e su. Lo ha fatto mio bisnonno. Questo è il cantiere. La base dove è fatta la base. Mentre questo è fatto con la simmetria della gondola che va su. Praticamente le mettete qua? Sì, su di rulli e viene acqua da su. Quindi e ha del legno a sugare. Quindi se arriva un altro ordine siamo pronti per fare una gondola. Di 50 kg di bronzo. Quindi la famiglia Tramontina ha fatto la gondola per Re d'Italia, no? Giusto? L'ultima. Fase un fece di Casa Savoia. Tutto in noce, intagliata a Besarello. La copertura invernale della gondola, adesso qua è coperto. Ci sono anche le finestre. È in vendita, sì? Se qualcuno gli interessa. Ha tutto. Ha i cristalli, ha i veneziani, ha addirittura i curatoni. Dei pezzi degli intagliai incastrai sul fianco basso della barca in modo che l'aria fredda non andasse dentro. Quindi sa quel che dunque serve? Una felce per la gondola, i cristalli, i curattoni e le veneziane. Adesso l'ho messa simpatica, però è una roba seria questa, è proprio bella. Cos'è che rappresenta sto lavoro qua? È vita mia, è diverso, cioè, quasi è mia passione, c'è tutto. Se muoio resto a casa me ne incoglionisco. Cioè, l'emozione è quando che va in acqua, a volte ti viene anche un gruppo, perché se va via, che anche magari ti affezioni, perché ti dici è mia, a parte che è sempre mia, anche se mi ha pagata, è lunga, è mia perché l'avevo fatta mia. Fa una gondola, è come quando ti conosci una donna, non si sa mai come va a finire. Tavoli del nord e tavoli del sud si comporta in modo diverso, e pure l'albero è sempre qui.
E siamo una ricerca continua, questa qua mi hai visto, l'esperienza nuova, che va avanti continua, è vero. È stato tutto uno studio nei secoli che ha fatto questa forma perfetta, a cambiare, finché si arriva a sta qua, basta, qua E qua ne vai al massimo della perfezione. Ok, quindi la gondola è la barca perfetta. Essere veneziano, cosa significa? È quasi sciencio, cammini, ti parli con la gente, ti guardi negli occhi. Aria di casa, ci stevi l'aria del sale, dell'alga, sono due particolari, devi espressa. Diciamo, ti vedi un sacco di gente passare, siamo su e sopra che passa un sacco di gente, va bene per cervicare, ti fa ginnastica. Quindi lo spritz diciamo che fa bene a cervicali.